Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e proprio per questo vi dico il numero di telefono 049 4906 054. Buon lunedì a tutti quanti, un lunedì un po' più freschetto, anche i miei ospiti hanno un po' il freschetto, si lamentano, vabbè. Di che cosa parliamo oggi? Di qualcosa invece che ci fa venire tanta preoccupazione, tanta agitazione e anche caldo. Parliamo della manovra economica, della legge di bilancio, chiamiamola come la vogliamo, che ci tocca ogni autunno. La preoccupazione è questa: tra una manovra che insomma ha qualche problemino e la paura che ci siano tanti tagli, ci chiediamo: ma sono in arrivo degli aiuti o delle tasse? Abbiamo il piacere di avere in studio con noi per discutere di tutto questo Aldo Marturano, segretario generale della CGIL di Padova, benvenuto. Grazie, buongiorno. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale qui nel Veneto, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Ecco, e abbiamo il piacere di avere in studio con noi nuovo Conio Luca Montagnin, nuovo presidente della CNA di Padova, benvenuto. Grazie a tutti Adesso quanti, ci confrontiamo, a tutti i telespettatori, proprio nuovo insomma, no? Va bene, election, va bene, ecco, nuovo di elezione, sì, giusto? Sì, questo possiamo dirlo. Allora, sì. 049 49 06 054, se volete intervenire, avete qualche dubbio sulla manovra economica, avete la sensazione che sì, tutti dicono, poi dopo quando si ha il governo bisogna fare i conti con quei soldi che si hanno, con quelli che non si hanno, con quelli che si devono trovare, e bisogna fare anche i conti, caro Ciambetti, con le persone con cui devi governare. Io la vedo proprio sereno. Assolutamente sereno. Questa manovra. Se andiamo a ripercorrere quella del 2016, quella del 2017, si vedrà sempre che nella prima, fase dove viene approfondita, nella prima ramo del Parlamento, in questo caso la Camera, poi l'affinamento e la concretezza arriva nel secondo passaggio, e ci sarà un terzo passaggio che sarà una presa d'atto, appunto, in questo caso della Camera, dopo il lavoro che farà il Senato, che sta iniziando proprio in queste ore a vedere appunto la manovra, entrando nei contenuti, guardando cosa c'è da rettificare, ascoltando anche l'Europa, anche se mi permetto, io frequento abbastanza a Bruxelles, faccio parte del Comitato delle Regioni, e l'isteria, il terrore che vedo specialmente nei componenti della Commissione Europea, che sanno di essere già scaduti come lo yogurt, e il terrore che hanno nei confronti dell'Italia, mi sembra più politica che tecnica questa avversione alla manovra italiana. Però siccome i mercati internazionali, siccome lo spread, siccome non si vuole certamente mettere in difficoltà i risparmi dei cittadini, e quindi si sta rettificando la manovra per non andare in scontro diretto con la Commissione Europea. Insomma, questo 2,4% noi non ce lo possiamo permettere, ma con il 2,8% con i GL gialli si può permettere un po' di tutto. Noi abbiamo sicuramente un debito pubblico molto importante, ma tutti gli economisti più lucidi a livello internazionale dicono che la troppa austerity crea un volano pericoloso e che porta a situazioni difficilmente poi gestibili e controllabili. Quindi avere qualche decimale in più, qualche decimale in meno, secondo me non è quello che farà andare a rotoli o meno l'Italia. Però la sensazione che i mercati appunto siano troppo influenzati in questo momento, specialmente da alcune dichiarazioni che partono da Moscovici, da Juncker o da altri, ci fa temere appunto una situazione di difficile rapporto appunto fra spread, fra debito-PIL, fra quello che può avere come ricaduta il cittadino nel mutuo che andrà a contrarre in banca, o l'impresa che deve avere appunto liquidità nei confronti appunto del sistema bancario. Quindi si sta cercando di trovare un punto di equilibrio con la Commissione Europea, però ripeto, quello che ho visto io negli ultimi mesi, e sto parlando da inizio ottobre, dove io ho detto a Juncker alcune cose direttamente all'inizio della... Gliel'ha detto sobriamente, nel senso quando era sobrio anche... Era assolutamente, in un contesto anche molto partecipato, che era l'inizio della settimana delle regioni città a Bruxelles,
però appunto ho avuto modo col mio gruppo, a nome del mio gruppo, appunto i comitati delle regioni, di dire a Juncker alcune cose e stranamente mi ha anche dato ragione, però il giorno dopo ho visto che sulla stampa ha detto altro. Però avete portato del prosecco in omaggio? No, allora, ripeto, guardate Juncker, linearità delle dichiarazioni, non di altro, e non è sempre, diciamo, coerente con quello che ha detto il giorno prima. Vabbè, allora 049 4906 054, se volete intervenire, cosa ne pensate? Avete paura che questa manovra economica, perché comunque comporterà anche dei tagli, possa insomma in qualche modo danneggiare, cioè che siano in arrivo altre tasse? Cosa ne pensate anche di questo reddito di cittadinanza che rimane ancora col punto interrogativo? Aldo Marturano, un po' tanto, a parte ieri questo incontro di Teano così a Roma, le categorie economiche si sono molto scocciate, sono volate parole molto molto grosse. Voi come sindacato come la percepite questa manovra che deve trovare un'approvazione al Senato dopo ovviamente l'incontro con quelli che sono i desideri dell'Unione Europea? Allora, proprio oggi c'è l'audizione, per fortuna, perché fino a qualche giorno fa la situazione non era così favorevole, insomma c'era un approccio molto legato a non voler sentire i corpi intermedi che invece sono fondamentali per questa società. Basti pensare che comunque le organizzazioni sindacali da sole hanno 10 milioni di iscritti, quindi parliamo di una percentuale notevole rispetto alla popolazione italiana. Finalmente il governo si è deciso ad ascoltarci. È una manovra, per quello che ci riguarda, che non va nella direzione auspicata. Io lo dico subito, il problema non è tanto il 2,4%, perché è vero, l'Europa finirà per suicidarsi se continua su questa strada, evidentemente. E i segnali non sono da questo punto di vista segnali positivi, perché tu non puoi continuare a essere fermo sullo 0, o fare conti da ragioniere quando di fatto c'è una società a livello europeo, possiamo dire a livello internazionale ma anche a livello europeo, tutti i fenomeni, che diventa sempre più povera. In Italia siamo passati da 1.800.000 poveri a 5 milioni di persone, in Francia vediamo che cosa sta succedendo, perché è la Francia delle periferie, del ceto medio che si è impoverito, che si ribella, e quindi non ci sono altre strade se non quella degli investimenti. Investimenti vuol dire pubblici e privati, dare lavoro, creare occupazione, dare salario, ed è evidente che quella è l'unica strada attraverso cui l'economia... Lei ragiona come gli industriali che dicono fateci ripartire, dateci i cantieri. La differenza non è solo legata ai cantieri, c'è molto da fare da questo punto di vista, non è solamente una questione di grandi opere. Keynes, le politiche keynesiane sono quelle più richiamate, no? In una situazione del genere. Lo ricordo, Keynes era comunque un liberale che aiutò molto ad uscire fuori dalla prima grande crisi che ci fu nel 29, una crisi che in qualche modo è stata superata, ma lui diceva metaforicamente bisognerebbe praticamente scavare una buca, farla riempire e retribuire la persona che ha scavato la buca e l'ha riempita. Ma perché? Perché evidentemente è una provocazione, è un esempio eccessivo, ma per dire che questo fa ripartire l'economia, perché se io pago quella persona che la buca l'ha scavata e poi l'ha riempita, evidentemente spende, riparte il consumo e via dicendo, riparte il volano dell'economia. Quindi è un lavoro siamo in un paese, però lo faccio presente, che è tra dissesto idrogeologico, calamità naturali, si esce di casa, c'è il maltempo, ultimo episodio, 32 morti. Il ponte di Genova, 43 morti, cioè siamo in un paese dove se attraversi un ponte e esci un albero ti cade in testa, rischi di rimanerci. Solo per fare questo, voglio dire, quanti investimenti si potrebbero fare e quanto lavoro si potrebbe dare. Ovviamente insieme agli investimenti produttivi. Vedo lei che dice molto sul lavoro, scaviamo, cioè, ovviamente poi è riportato anche la questione, scavo la buca, devo retribuire, quindi lei lo vede come fumo negli occhi questo reddito di cittadinanza? Sì, cioè, assolutamente sì, il reddito di cittadinanza fa correre un rischio molto grosso. Allora, un conto sono le misure di sostegno alla povertà e c'è già il reddito di inclusione. Il reddito di cittadinanza, e lo dico da meridionale così siamo al di fuori di ogni Ecco, guardi quella bella telecamera, allora faccia outing, lei è meridionale. Assolutamente, ecco, no, assolutamente. Allora il reddito di cittadinanza fa correre questo grosso rischio. Tu, a proposito degli investimenti, ne devi fare molto al sud,
perché l'economia riparte, non riparte solamente sulle esportazioni che stanno conoscendo anche lì una crisi notevole, se si pensa a quello che succede tra l'America, la Cina, i dazi e la Germania che è in crisi, noi esportiamo soprattutto in Europa, ma lo devi fare facendo ripartire la domanda interna. La domanda interna vuol dire dare lavoro in particolare al sud. Le percentuali di occupazione e disoccupazione nel nord e la qualità del lavoro che cambia. Noi non siamo messi così male. Al sud evidentemente il lavoro va dato, quegli investimenti vanno fatti, ma non può essere la risposta del reddito di cittadinanza e dire hai 3 proposte di lavoro, perché non si arriva neanche alla prima, per come siamo perché messi dobbiamo oggi. anche pensare a come riformulare i centri per l'impiego. E quindi il rischio poi è incrementi il lavoro nero, dai una misura io penso che il rischio sia quindi... il mercato nero delle tessere, perché sappiamo bene che siamo capacissimi, siamo un popolo molto creativo quando si tratta di trovare poi l'escamotage per utilizzare a nostro scopo anche le cose che dovrebbero andare a buon fine. 049 49 06 054, noi togliamo dopo la pubblicità e sentiamo cosa vuole Luca Montagnin, il nuovo presidente della CNA, magari lavorare sul cuneo fiscale. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054, se volete intervenire. Allora, cosa pensate? Avete la sensazione che ogni manovra economica porti un po' una fregatura, nel senso che porti comunque tasse, o pensate che con questa manovra economica finalmente l'Italia possa viaggiare, possa muoversi e possa anche contare un po' di più anche nell'Unione Europea? Luca Montagnin, per voi la cosa più importante, il sindacato vuole che le persone lavorino, abbiano il loro contratto, il loro rispetto, che non si perdano posti di lavoro. Voi vorreste che ovviamente si creassero dei posti di lavoro, lavorare di più, lavorare bene, e per lavorare bene bisogna che le tasse sul groppone vostro del lavoratore possano scendere un pochino. Di questo? Certo, assolutamente sì, e vediamo oggi le nostre imprese che sono coinvolte su una pressione fiscale molto elevata, e vediamo che c'è qualche manovra in atto, per cui per le piccole imprese, perché come ricordo il tessuto nostro del Veneto è composto al 96% di piccole imprese di 5, 6, 7 collaboratori. Per queste realtà qui c'è una manovra in atto che c'è per aliquote fisse un 15%, no? Fino alle imprese che non superano i 65.000 euro, mentre dal 2020 in poi c'è un 20% per imprese da 65.000 a 100.000 euro di reddito. Questo è un segnale, insomma, che dà fiducia un po', perché finalmente si comincia a incominciare una strada che è quella di ascoltare le imprese e di ascoltare specialmente il tessuto che lavora, che sostiene l'Italia in questo momento. Imprese che hanno bisogno di poter fare export, di poter fare innovazione, e hanno bisogno di confrontarsi con lo Stato e con le persone che insieme si può condividere e trovare dei percorsi nuovi per uscire da questa difficoltà che abbiamo oggi. E quindi insomma lei dice, insomma, positivo, pensa che comunque si stanno lavorando in questa direzione? Bisogna lavorare in questa direzione, abbassare la pressione fiscale per le aziende. Ho visto adesso che con questa manovra si vuole dare un deficit del 40% sulla tassa dell'IMU sui capannoni, mentre prima avevamo solo il 20%. Imbollonati. Assolutamente sì, per cui no. riusciamo, cioè qualcosa si sta muovendo, è ancora poco. Ma lei cosa vuole? Di che cosa ha bisogno? Perché lei ha la sua azienda, le sue cose, lei cosa vorrebbe? Poter dire ai dipendenti vi do 300 euro in più in busta paga perché le tasse riesco a gestirle, cioè lei vorrebbe sapere per chi sta lavorando. Vabbè, abbiamo capito, 7 mesi, 8 mesi all'anno per il socio di maggioranza, il resto per lei con rischi e senza programmazione. Sì, assolutamente sì. Tenga presente che le aziende che stanno lavorando oggi per la pubblica amministrazione, oggi e ieri, avanzano ancora molti crediti. Pare che ieri ci sia stata mezza proposta. C'è stata una proposta che si vorrebbe pagare il 50% almeno di quello che le aziende oggi avanzano, perché purtroppo certe aziende che hanno dovuto chiudere e sono fallite, sono fallite proprio per questi mancati introiti. Ecco. Cos'è che chiediamo noi come aziende? 1, di essere ascoltati dal governo, 2, di trovare della condivisione sia col governo sia con l'Europa, perché comunque ritengo che sia importante condividere questo discorso insieme, perché insieme si fa qualcosa di positivo.
Sono d'accordo con gli altri attori qui che il 2,4, 2,2 sono decimali che non penso che quelli potranno fermare, però bisogna dare una svolta definitiva a questo. Allora, bisogna dare una svolta definitiva, io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno, sono Franco da Padova. Senta, io sono d'accordo che bisogna dare una smossa al sistema, ma le faccio un esempio semplice. Il denaro è come il letame, se lei il letame lo sparge in un campo, crea vita, crea soldi, nel senso germoglia, fa nascere le piante, eccetera, eccetera. Se lei il letame lo accumula, quindi accumula i soldi, non crea nulla, manca il funzionamento matematico del reddito. Questa è la situazione, cioè se noi cominciamo a spargere recuperiamo e quindi diamo lavoro e la gente spende, ma se lo accumulano in pochi, lo tengono lì fermo, automaticamente non crea nulla. Questa è la cosa che bisognerebbe pensare e ragionare e tenere a mente. Vabbè, allora, guardi, adesso ne commentiamo con Franco, intanto io la ringrazio. 049 4906 054, però stiamo attenti a come concimiamo perché poi dopo mangiamo i germogli di soia e stiamo molto male e ritirano i lotti. Ciambetti, no, ha pienamente ragione. Mi parla delle banche, cioè non è che non è solo banche, non è solo banche, ma vi so. faccio un esempio perché con Maturano sono pienamente d'accordo. Ok, le grandi opere, ma servono anche le opere di manutenzione di quello che abbiamo. A inizio di ottobre il vice ministro Garavaglia ha fatto un provvedimento che ha sbloccato 1.400.000 euro che i comuni hanno in cassa e non potevano spendere e si sono messi in moto per fare appunto piccole opere, manutenzione di quello che hanno, scuole, strade, illuminazione pubblica, proprio perché sono queste le cose che poi mettono benzina nel motore dell'economia del nostro paese. Ci sono parecchi inghippi, uno sul quale si sta lavorando è rivedere il nuovo codice di appalti che sembra fatto apposta per non fare opere e tenere i soldi fermi in cassa invece che metterli appunto in movimento, quindi ci sono delle cose proprio per riuscire a far sì che ci siano opere anche magari piccole che diano benzina al motore del paese. Sono d'accordo con Marturano, la spesa pubblica deve essere spesa pubblica produttiva, la spesa pubblica improduttiva purtroppo, come diceva il telespettatore, non aiuta a rimettere in moto in maniera virtuosa un ciclo economico e quindi anche il dibattito che c'è in questi giorni sul reddito di cittadinanza, di riuscire a orientarlo più verso le imprese, che sia un contributo all'assunzione più che una cosa tout court senza appunto alcun controllo o ritorno, è un lavoro che si sta facendo per riuscire a far sì che queste cose siano effettivamente efficaci. Tra l'altro non è molto diverso dall'attuale reddito di inclusione e reddito di cittadinanza e poi vedete che l'applicazione comporterà del tempo, però appunto il dibattito che c'è all'interno del governo in questo momento è proprio riuscire a legare il reddito, questa misura, a un contributo alle imprese per l'assunzione, per l'apprendistato, per la presenza di qualcuno che sia in un luogo che produca qualcosa, non un che contributo smuova dato. l'economia, che certo. produca, che non siano gli 80 euro degli zainetti per andare a scuola. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo fare una domanda provocatoria a Ciambetti, al vicepresidente della Regione Veneto Ciambetti, Roberto Ciambetti. Sì, sono qua signora. Io le chiedo, come mai noi veneti siamo gli unici a venire presi da tutto il resto dei popoli dell'Italia, vedi siciliani, vedi napoletani, vedi pugliesi, ma vedi pure i piemontesi e i lombardi, come quei cretinotti da spellare e da lasciare sempre all'ultimo posto, tanto prima o poi fanno finta di brontolare ma poi si arrangiano. Perché vede, in questi giorni io ho sentito una trasmissione dove si diceva che i veneti hanno tante capacità ma poi gli vengono tartate sempre le ali. Si ricorda di una certa fabbrica Aprilia che ci è stata soppressa da chi? Da Colaninno? Da Agnelli per poi andare in malora? Si ricorda che avevamo pure anni fa una catena di aerei della Regione Veneto che non mi ricordo come si chiamava ed è stata falsificata. Si ricorda che avevamo delle banche e ci sono stati tolti tutti i soldi
chiedo a Ciambetti, non sarebbe ora di non passare più per quei fessi e cretinotti e di pretendere realmente l'autonomia, ma non l'autonomia per qualcuno o per qualcosa. Signora, le faccio dare una risposta. Allora, non abbiamo certo nel cuore Oliviero Toscani, ecco, no, mettiamo così, però allora giustamente la signora dice facciamo sempre un po' la figura un po' dei pollastri, perché è terra dove si può insomma razzolare, tirare su dei soldi, dargli il contentino, incamerare e portare d'altro. Allora, sul sistema delle banche, quando approveremo la relazione che ha appena concluso la nostra commissione parlamentare e la nostra commissione regionale d'inchiesta, vedremo che le cose concatenate appunto sono molto molto particolari. Quindi non solo qualche veneto ha sbagliato, ma anche qualcuno forse che doveva controllare ha portato, Banca Italia, non Banca Italia una struttura, ma qualche persona di Banca Italia ha portato a una situazione appunto tragica come l'abbiamo vissuta. Poi lei mi citava Aprilia o appunto la linea aerea di Sodu, eccetera. Ecco, lì probabilmente anche investimenti sbagliati non hanno aiutato queste situazioni. Però ha ragione lei, veniamo sempre dipinti e trattati come i poveri protopolentoni veneti che magari appunto non meritano certa attenzione. E invece mi permetto di dire, lo vediamo in questi giorni nei tavoli di trattativa governativa, grazie al referendum del 22 ottobre 2017 possiamo portare un peso contrattuale nella battaglia sull'autonomia di milioni di veneti che hanno detto qualcosa di chiaro, inequivocabile. Quindi questa volta probabilmente su questo tema avremo un atteggiamento sicuramente di ostruzione, sicuramente di tentativi di mettere i bastoni fra le ruote da parte di qualche burocrate ministeriale, ma ripeto, con il peso del voto popolare penso che sull'autonomia qualcosa di buono lo vedremo fra qualche settimana. E poi insomma bisogna anche che i registi e i commediografi cambino un po' anche loro queste forme, no? Perché passiamo sempre un po' per ubriaconi, per le donne che sono sempre un po' poco di buone, dal dopoguerra ci sono le macchiette, no? Che appunto il napoletano furbo, il milanese di colore parlava veneto nei caroselli degli anni 60, lo stupido nel film era veneto, però appunto dobbiamo essere anche noi che superiamo questi stereotipi. Dopo pollasti da spennare, gli assicuro che siamo spennati noi veneti con i lombardi, con gli emiliani, siamo spennati in maniera abbastanza Pantalone ha chiuso perché non ha più neanche i pantaloni, mettiamola così. Prendo la telefonata da casa, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho già detto il nome. Beh, io vorrei dire una cosa. Non so come si chiama, perché l'ha detto i miei colleghi della regia, noi non lo sappiamo. Paolo. Da dove ci chiama Paolo? Da Cavaillon. Prego. Sì. Sì, no, devo fare un po' un attimo la cronistoria. A parte, io sono veneto, sono nativo del Trentino, ma siccome qua in Veneto invidiano sempre il Trentino perché noi siamo una regione autonoma e abbiamo un sacco di benefici, che tutto questo non è vero per niente, perché io ho vissuto da ragazzo, ho 70 anni quasi, e quando ero ragazzo io non avevo neanche il bagno per andare a fare i bisogni, mentre nel Veneto era già 20 anni più avanti del Trentino. Il Trentino è arrivato 20 anni dopo il Veneto. Non capisco tutta questa gelosia con la regione autonoma che con tutte... Comunque se avranno la regione autonoma anche il Veneto vedremo quello che saranno capaci di dimostrare, però quando si va avanti ad invidie credo che siamo già alla frutta, insomma. Non è invidia. Non è quello di invidiare, bisogna essere capaci di gestirle le cose, non invidiare gli altri, essere capaci di far dimostrare quello che sono capaci di fare gli industriali. È che adesso noto, prima quando c'era la sinistra, questi benedetti industriali, imprenditori, non sentivo mai nessuno lamentarsi, adesso perché c'è 5 Stelle che il reddito di cittadinanza l'ha sempre detto, ancora prima di andare al governo, che sarebbe stata una delle priorità e non avrebbe voluto né TAV né tante opere mastodontiche, ma avrebbe voluto piccole opere né tante, adesso questi benedetti industriali continuano a dire ma qui, ma là, ma qua. Ma cosa hanno fatto fino a quando c'era il PD? Io non li ho mai sentiti lamentare. La gente si lamenta. Allora, Paolo dal Trentino, da regione magnifica, dove ci vedono, perché noi andiamo in onda anche in Trentino Alto Adige e anche in Friuli Venezia Giulia, siamo schiacciati tra due regioni. Siamo sandwich. Siamo a statuto speciale. Io ringrazio tutti i telespettatori del Trentino e del Friuli Venezia Giulia. Se mi permetto, il signore...
noi dal punto di vista amministrativo ci confrontiamo con Trento e con Bolzano e col Friuli giornalmente. Io faccio parte del Comitato Fondo Comuni di Confine, che serve a dare dei contributi ai comuni veneti che confinano con le province di Trento e Bolzano, e vi assicuro che grazie alla collaborazione con Trento e Bolzano stiamo facendo molte opere, ma io vedo di là come funzionano le cose anche dal punto di vista di tecnica legislativa, quindi non è invidia nei confronti dei cugini trentini, è la possibilità di avere gli stessi strumenti dal punto di vista finanziario ma anche di tecnica legislativa, e penso che qualcosina in meglio potremmo fare anche noi. Poi mi permetto l'appunto che faceva su quello che i 5 Stelle hanno detto in campagna elettorale. C'è un contratto di governo che parla esclusivamente della linea alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo fra Italia e Francia, ma è questo che c'è scritto chiaro sul contratto di governo. Tutte le altre grandi opere non sono menzionate, c'è un trafiletto che parla di un rapporto costi-benefici ma generale generico. Le cose che sono partite, le cose che dal punto di vista contrattuale sono molto avanti, spenderemo molto di più a fermarle, ma soprattutto servono a rendere questo Paese almeno in competizione con gli altri paesi europei. Io che mi muovo spesso in Europa vedo come funziona in Spagna, ad esempio, cioè abbiamo e dobbiamo avere sistemi infrastrutturali che ci permettono di competere con gli altri, non di tornare appunto al carretto e il mulo che spostano le merci. Parliamo di alta velocità, ricordavamo prima della trasmissione il problema del binario unico in alcune regioni d'Italia, i passaggi a livello che sono da abolire, perché ce lo chiede anche l'Europa, ma ce lo chiede la nostra sicurezza. Io devo andare in pubblicità, 049 49 06 054, e vedo il nostro Alberto Ciambetti come nel film Blade Runner, vedo cose oltre la cintura di Orione, cioè quando si affaccia del Trentino Alto Adige rimane così abbagliato. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054. Ora, che sensazione avete? Abbiamo sentito questo signore a Trento, ha detto datevi una smossa, basta parlare, bisogna fare, e insomma possiamo migliorare la nostra posizione. Cosa non funziona, Aldo Marturano, in questa manovra finanziaria, che è un po' una manovra con, tra virgolette, sorpresa, perché comunque dobbiamo aspettare che l'Unione Europea ci dica, non ci dica, dobbiamo aspettare il Senato, perché comunque certe cose arriveranno modificate. Gli inglesi dicono work in progress, cioè sostanzialmente una manovra della quale si conosce il contenuto ma che non sappiamo come arriverà al Senato, cosa ci sarà dentro. Lei che sensazione ha? Io lo dicevo prima, allora la sensazione evidentemente di una corsa contro il tempo, perché c'è questa trattativa in corso con questo rischio poi di una procedura di infrazione che può partire, ripeto, l'approccio dell'Europa. La criticità della manovra, l'ho detto, è una manovra che avrebbe dovuto prevedere prevalentemente investimenti pubblici, e quello sì, costruirsi forse delle alleanze in Europa e dire all'Europa di smetterla, perché è poi l'Europa stessa che ti dice se fai più investimenti di fatto fai ripartire la domanda. Poi sfido, perché secondo me se fossimo andati anche sul piano degli investimenti l'Europa qualcosa da ridire l'avrebbe detta, ma chiaramente è lì che bisogna, secondo me, rompere il gioco. Il rischio invece è di una manovra che apparentemente vorrebbe perseguire un principio, tra virgolette, di maggiore equità, solidarietà, ma non lo fa, e le ragioni le spiegavo prima. Io poi, come dire, penso, come organizzazioni sindacali siamo anche un po' critici alle soluzioni fiscali che si vogliono trovare, sia il assolutamente ecco, no, perché non si va ad ammordere, aggredire. Attenzione, questa non vuole essere una contrapposizione il lavoratore e l'imprenditore, mi spiego meglio. Intanto il 94% delle tasse è contrattenuta alla fonte, che vuol dire lavoratori dipendenti e pensionati, a lì non si sfugge, sono proprio dati statistici. Abbiamo un'evasione fiscale di 111 miliardi ed è un altro dato, evidentemente, e sono tantissime risorse. Ci sono 10 milioni di evasioni fiscali, gli evasori fiscali da questo punto di vista non vengono aggrediti, e il problema non è il lavoratore dipendente, l'onesto, l'imprenditore, è quello che evade, perché anche nell'ambito degli imprenditori io frequento per esempio i negozi di prossimità del mio quartiere, ci vado dentro le botteghe e ci sono commercianti che ti fanno scontrino su scontrino, anche se torni dentro e hai dimenticato di comprare l'arancia, ti danno un'arancia e ti fanno lo scontrino, eppure ti dicono evidentemente che non reggono.
ma a fronte di quello ci sono tante altre persone, evidentemente nell'ambito sicuramente non del lavoro dipendente, perché non si può, che evadono, e questa evasione di fatto non viene aggredita, ed è un problema, perché sono risorse che mancano. La questione delle pensioni, che è stata la più grande manovra finanziaria con 80 miliardi, è vero, e si imbocca con la quota 100, si prova a dare delle risposte, però poi la quota 100 prevede di fatto delle penalizzazioni. Lo stesso governo ti dice che mediamente la penalizzazione sarà del 16%, noi abbiamo stimato un'oscillazione dall'8 al 30%, perché se vado in pensione prima ho meno contributi versati anche con la quota 100 e quindi prenderò una pensione più bassa. Il problema però va oltre, perché per esempio non viene data una risposta alle donne, non viene riconosciuto il fatto che crescono figli, che assistono anziani. È vero, è così, è una società, come dire, prevalentemente, ahimè, culturalmente maschilista, e sulle donne, che sono quelle che lavorano meno, che sono più esposte, si scarica molto. Non viene data una risposta ai giovani. Dicevo prima, parlavo di lavoro di qualità. In Veneto abbiamo sicuramente una percentuale di disoccupazione molto bassa, non Padova, perché Padova è la seconda provincia dopo Rovigo a non essere messa tanto bene, ma il problema è il lavoro di qualità, nel senso che ultimamente, se io vedo i dati di Veneto Lavoro del secondo trimestre, non l'ultimo perché è appena uscito e ancora non l'ho letto, ci dice per esempio che i posti di lavoro tra tempo determinato e somministrati sono 200.000 contro i 24.000 a tempo determinato. Questo vuol dire che non c'è, e il lavoro a tempo determinato può essere anche per un solo giorno, quindi vuol dire che non c'è stabilità, vuol dire che non c'è prospettiva, vuol dire che ci troviamo in una condizione totale di incertezza. E ritorno al ragionamento che facevo: cosa vuol dire il pagare le tasse? Se tutti pagassimo le tasse e quindi pagassimo meno, ma fossimo più corresponsabili, che evidentemente avresti un'istruzione, non avresti tasse universitarie per quelle che sono, che portano la gente, la scoraggiano a non andare all'università, hai una sanità dove c'è la fuga, lo sappiamo, di medici, infermieri, per turni massacranti. Ci sono 5.000 medici che andranno in pensione. Quindi le tasse 2020, sono istruzione, sono previdenza, sono sanità, sono poi redistribuzione di ricchezza, perché evidentemente che se io per andare a curarmi non devo pagare, e oggi 11 milioni di persone si curano più. Probabilmente io mi metto dalla parte del diavolo, nel senso che dico, però se la pressione fiscale mi è al 50-60%, cerco di portare a casa il più possibile. A fronte di 111 miliardi come faccio? C'è qualcosa che non funziona. Ci sono i super evasori che mai li troveremo, perché è così, è così. È un problema. Luca Montagnin, 15% di tasse, non ci penso più. Magari, cos'è? Una sfida questa? No, sarebbe bello riuscire... Lei le paga le tasse, vero? Mi raccomando, adesso che anche il Presidente è specchiatissimo. No, sarebbe bello... che i Presidenti devono essere specchiati. Assolutamente. Sapete che comunque l'incertezza crea paura, la paura crea alle persone non volontà e non voglia di fare investimenti, no? E si legge anche che c'è il tasso fisso per la corsa ai mutui, le banche non erogano soldi, non erogano credito per le nostre aziende. Le nostre aziende non sanno se aumentare la capacità produttiva, per cui creare un altro stabilimento, o aspettare per vedere cosa succede, ma questo aspettare porta a rallentamenti, non porta a investimenti, non porta indotto, non porta a lavoro, non porta a movimento di tutto quanto. Abbiamo il problema dell'edilizia che è ferma, abbiamo il problema del comparto che gira intorno all'edilizia che è fermo, tutto quanto l'indotto, il volano che c'è intorno all'edilizia, non c'è lavoro. Però abbiamo una grande riqualificazione da fare sul nostro territorio. Come ha detto Marturano, ci sono i ponti, ci sono le strade, le scuole. Ero in Camera di Commercio, faccio parte anche della Giunta Camera di Commercio all'innovazione, e abbiamo fatto un bando per la Soft City, per riqualificare il quartiere vicino via Savelli, dietro la Croce Rossa, per innovazione, perché è impensabile che questi ragazzi, come diceva prima lei, arrivino, non possono neanche accedere tramite wifi, non ci sia comunque un qualcosa che possa funzionare. Cioè, tutte queste cose dobbiamo mettere in piedi, e non serve creare nuovo, dobbiamo mettere a posto quello che già esiste, perché fare cemento ancora non serve. È improponibile, perché il consumo di territorio ormai non lo possiamo proprio più fare. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, ci dica. Buongiorno, non so chi dei tre può rispondere, comunque faccio la domanda.
Volevo chiedere, ho sentito la settimana scorsa che c'è qualcosa per l'IMU dato incomodato uso gratuito, che bisogna fare un contratto, registrarlo e per essere esenti. È vero o no? Grazie, arrivederci. Sì. Cioè, allora, cercheremo di dare una risposta perché anche noi siamo qui. Allora, lei dice che se c'è una sorta di contratto diverso per essere esenti nella dichiarazione dell'IMU se uno ha dato l'alloggio incomodato ad uso. Cercheremo di trovare la spiegazione durante la pubblicità. Solo per lei, signora Nadia da Treviso. 049 49 06 054. A dopo. 049 49 06 054, se volete intervenire, cosa pensate? Avete paura che siano in arrivo nuove tasse, che alla fine ci siano tante situazioni da sistemare e che sarà quindi difficile vedere, insomma, partenze rapide su alcuni obiettivi? Ciambetti, siamo andati a scartabellare per lei, signora Nadia da Treviso. Allora, questo contratto lo può essere esente se lei ha fatto un contratto, insomma, di comodato d'uso? Allora, è una norma che doveva essere attuata, scusate, applicata ancora a metà, anzi il 16 giugno 2018. Può essere valida solo fra genitori e figli, però deve esserci un contratto che diciamo così, consolida questa concessione uso gratuito dell'immobile, però ci deve essere appunto un contratto per avere l'esenzione dall'IMU. Sicuramente un contratto costa registrarlo, ma penso che le esenzioni, e poi in base anche al tipo di abitazione e di casa, possa tornare utile, ma è una cosa che deve essere fatta ancora a giugno 2018. Vabbè, allora mi ha dato una risposta. Senta, avete visto che ce l'ho qui, Tajani ha detto che il governo Movimento 5 Stelle Lega è sciagurato e che stanno facendo precipitare l'Italia in Serie C. L'ha detto all'Italia e all'Europa che vogliamo a Roma il convegno di Forza Italia. Non vogliamo politiche industriali, non assistenzialismo, vogliamo dignità. Tajani è in piena campagna elettorale, si avvicinano le scadenze appunto del maggio del prossimo anno. Ricordo a Tajani che se siamo in questa situazione è merito di una legge elettorale che probabilmente appunto qualcuno ha spinto, quindi c'era un patto fra dei partiti che non hanno avuto la fortuna di diciamo, avere risultati importanti il 4 di marzo e Tajani fa parte di un partito che ha molto spinto per questa legge. Premesso che siamo come Lega alleati di Forza Italia, queste continue punzecchiature hanno comunque danno la sensazione appunto che siamo già in campagna elettorale per europee. E questo è importante. Senta, in questa manovra insomma poi ci sono anche tutti gli incentivi, l'ambiente, perché conta molto anche l'ambiente, perché conta anche creare posti di lavoro, ma conta la salute della gente. E allora bisogna prendersi a cuore la situazione, ed è una situazione molto complicata, bisogna spingere anche verso nuove forme, invece noi siamo ancora qui col blocco delle auto, e il martedì sì e il mercoledì no, targhe dispari e l'Euro 4. Quando diciamo che l'Europa va cambiata anche nell'applicazione di certe norme, di certe direttive, possono essere quelle economico-finanziarie per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL o quelle di Maastricht, oppure quelle ambientali. Quello che stiamo subendo come pianura padana in questi giorni, in parte da lontano, ma sono dei parametri difficilmente applicabili in un contesto come questo qua nostro. Poi la lotta fatta per migliorare la qualità dell'aria negli ultimi 30 anni è stata clamorosa, abbiamo un'aria sicuramente molto ma molto migliore rispetto appunto a 15, 20, 30 anni fa. Mettere in moto altre misure per abbassare ulteriormente le polveri sottili bisognerà farlo, però ci vorrà del tempo, passare alle pompe di calore invece che al combustibile fossile per il riscaldamento, perché ricordiamo le auto incidono per il 18% nella qualità dell'aria in questo momento, mentre quelle del riscaldamento ma molto di più. Però trasformare tutta la pianura padana da metano a pompe di calore
ci vuole un po' di tempo e anche una tecnologia che si sta sicuramente abbassando come costi, ma che non è ancora accessibilissima. Ecco, quei parametri che vanno bene magari per la Baviera, che vanno bene per la Bretagna, che vanno bene per Madrid, in pianura padana è di difficilissima applicazione. Abbiamo tentato in tutte le maniere di spiegarlo a Bruxelles, ma questo non è comprensibile. Poi, se stiamo sicuramente peggio per queste polveri sottili, non capiamo perché la vita media, specialmente in Veneto, Lombardia ed Emilia, è molto più alta rispetto a qualche altra realtà europea dove magari c'è un po' meno di polvere sottile, ma muoiono un po' prima. Ma insomma, comunque è interessante la notizia che l'OPEC e la Russia hanno concordato il taglio della produzione di 1,2 milioni di barili, quindi comunque anche loro magari investiranno in forme alternative. No, no, non fanno per alzare il prezzo del barile. Vediamo, perché queste cose, con tutto questo elettrico, comunque quello che è importante, Marturano, abbiamo visto, è una manovra, una legge di bilancio che è molto fondata sul debito. E allora sul debito noi abbiamo paura un pochino, perché ti insegnano di portare a casa le cose prima di venderle, no? Porta a casa la pelliccia dell'orso prima di averla già venduta. Questa cosa, insomma, il debito è ponderante, è forte. Allora, ritorno a quello che dicevo prima, è vero che c'è un elevato debito, io non credo che il debito sia legato al fatto che noi abbiamo vissuto per lungo periodo, come dice qualcuno, al di sopra delle nostre possibilità. Credo che le cause del debito siano legate anche evidentemente a un equilibrio che non si è mai voluto raggiungere da questo punto di vista in questo Paese, e che probabilmente un maggiore equilibrio a partire, non voglio ripetermi, da quello fiscale cui accennavo prima, che evidentemente ha sbilanciato da una parte, ha sicuramente impoverito dall'altra, e oggi ci ritroviamo evidentemente come nella situazione che conosciamo. L'Europa da questo punto di vista avrebbe fatto bene anche, e questo lo diciamo, emettere bond europei, obbligazioni, alleggerire un po' il debito per darti la possibilità di ripartire, sarebbe stata da questo punto di vista una soluzione più adeguata. Noi per esempio la flat tax invece non condividiamo, riteniamo che sia opportuno invece continuare ad avere un sistema progressivo. Ritorno alla prima telefonata che c'è stata. Poi è chiaro che Franco, nelle considerazioni che il signor Franco, esatto, me è rimasta molto... No, ma evidentemente poi per carità ognuno dà l'interpretazione che vuole, però io l'ho letta così, no? È un dato di fatto. Ma faccio degli esempi anche molto padovani, che cresce il profitto e però la gente diventa sempre più povera, i ricchi sono sempre meno ma sono sempre più ricchi e cresce la povertà. Evidentemente questi grandi guadagni, noi siamo andati poi su una forte finanziarizzazione dell'economia, sono legati al fatto anche che c'è un forte egoismo, questi guadagni non vengono poi rimessi nell'economia reale e quindi ritorniamo agli investimenti di prima. Io cito degli esempi padovani perché sono le ultime crisi che abbiamo avuto negli ultimi mesi, sono tutti di multinazionali e l'ultima è la Rinascente, eccola, di cui si empiono i giornali, dove c'è un fondo thailandese, perché qui non è l'Agnelli prima, Tronchetti Provera poi, ma poi siamo andati al fondo thailandese, che nell'arco, davvero credetemi a freddo, nell'arco di pochi giorni dice chiudo perché i guadagni che ho non sono quelli che vorrei, e di fatto il 15 febbraio la Rinascente chiude. L'abbiamo visto per la Exo è quella che produce le famose Crocs, sì, che probabilmente, voglio dire, anche a casa mia le abbiamo, adesso mi farei qualche vabbè, ma non posso le ciabatte di plastica, però, perché sennò poi l'ordine esatto. Allora, devo chiudere. Sì. Luca Montagnin, era meglio che ci fosse l'IVA un po' più alta, si pagavano tutti... No, vero? No, assolutamente no. E va bene la sterilizzazione dell'IVA? Sì. Contento? Sì. Stiamo dove stiamo? Se si riesce a abbassarla sarebbe ancora meglio. Abbassiamo pure l'IVA. Allora, io mando tutta la solidarietà invece alle ragazze che lavorano alla Rinascente in una filiale che funziona e che guadagna e che è sempre piena di gente, mobilitate, e soprattutto non si devono chiudere, insomma, situazioni che funzionano e che danno da lavorare non a 50 persone ma un indotto di 200-300
individui. Grazie a tutti coloro che hanno chiamato, io ringrazio Aldo Marturano, segretario generale della CGIL di Padova, grazie a Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio della Regione del Veneto. Grazie a voi, arrivederci. Guardi bene il Trentino che come funziona, lo so bene. vicino, ecco. E grazie al neo presidente della CNA di Padova, Luca Montagnin, per essere stato con noi. Noi torniamo domani, arrivederci.